Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video. Allora, come potete vedere ragazzi, ci manca veramente pochissimo per fare il Re Barbaro al 38. Come potete vedere abbiamo 178.000 di nero e il Re Barbaro Minziga mi costa 180.000. Allora, se andiamo a vedere sul registro di guerra, questo qua non guardate, maledizione, mi è caduto un barbaro in ricerca. Anzi, è stato un mio compagno di classe quando stavo cercando, mi fa tac! Cazzo! È caduto un barbaro. Insomma, allora, come possiamo vedere, sto facendo un bel pochino di nero. Naturalmente, come potete vedere, 3000, qua mi sono beccato solo i bonus, 1400 e 2000, e qua ragazzi ho fatto 1200 di elisir e più 1200 di bonus. Allora ragazzi, praticamente sto villaggio qua non era molto forte, sono entrato molto semplicemente anche con barbari e arcieri. Purtroppo praticamente stavo attaccando in corriera e ho girato totalmente l'iPad per mettere le dita sopra, se no non riuscivo a entrare bene con tutte le truppe. Allora c'era sta torre inferno singola che mi ha dato veramente filo da torcia, dato che non l'avevo visto e mi stavo per distruggere il Re Barbaro, però per fortuna ho messo la gelo e ho attivato l'abilità del Re Barbaro. Dopo distrutta l'inferno singola praticamente non aveva più difese forti, dato che l'altra torre inferno era in costruzione. Una volta morta la regina avversaria, il Black gliel'ho fregato tutto. Inoltre Kai, che è un bastardo assurdo, dato che voleva fargli anche 2 stelle, ha aspettato che la regina 40 li distruggesse persino il municipio. Dai, distruggi il municipio. Ecco, ora distrugge anche il municipio e mi cucco 2 stelle. 4200 di nero più 1200 di bonus. Dai, Re Barbaro 40. Ultimamente sto farmando veramente tantissimo elisir nero. Ok, raccogliamo. Ci manca poco niente per mettere il Re Barbaro. Andiamo in ricerca. Ecco ragazzi, sto qua mi ispira, però ho paura di fare un grande fail, dato che ha un bordello di muri qua. Non so, se li metto l'assalto qua, riescono a pasciare le mie truppe? Proviamo, sarà un esperimento. Allora, 3, 2, 1, pang! Tanto la pozione salto dura un casino, la mettiamo prima, un po' di barbarelli, un po' di arcieri. No, che cazzo! Sto mazzino dovevo donarlo prima, mi sono dimenticato! Minzica, sono un coglione! Vabbè, ok, arcerini, ok, sono lezzo. Ok, geliamo questa. Ora dovremo entrare abbastanza scialli. Sì, il nero è veramente easy mio. Ok, ora congeliamo. Oh, una veleno! Una bella furia e tank. È arrivato Babbo Natale e no, non è arrivato Babbo Natale, e anzi è arrivato uno stronzo di turno che è arrivato a fotterti i Black. Ok, prendi anche il municipio così mi cucco anche i bonus. Dai, ok, Re Barbaro è morto, ma fa niente. Ok, regina 36%, 37, facciamo abilità. Ormai non penso di poter fare il 50, non ho più truppe. Caspiterina. Minziga, 3000 di nero più 1200 e ho 183.000. Torniamo a casa. Allora, caricati. Ecco, perfetto. Cosa? È finita la clan war? LOL. Wow. Poca roba, vabbè. Mi sono dimenticato che avevo anche le risorse nel castello. Prendiamo e wow, 189.000. Vabbè, dato che il Re Barbaro è morto, ti mettiamo a fare al 38. Dai, prima dell'uscita di questo maledetto Town Hall livello 11 spero di averti al 40. Così potrò concentrarmi a fare il nuovo eroe. 3, 2, 1, PUM! Ok, ora volevo sapere perché cazzo ho 2 golem negli accappamenti. Quando cazzo li ho messi? Ok, doniamo un pochino a Zerbo. Qui che c'è ancora spasso. Inoltre ragazzi, colgo l'occasione per farvi vedere un attacco in Clan War. Comunque questi qua non sanno giocare, abbiamo vinto un sacco di difese. Allora, io sono andato contro il numero 13 Thor. Insomma, praticamente era l'unico villaggio che gli mancava la seconda stella. Sono andato contro questo qua dicendo, ma sì, cosa vuoi che sia? È uno molto facile da distruggere ragazzi. Mai sottovalutare il nemico. Io attaccando sto qua l'ho sottovalutato e purtroppo stavo facendo un mega fail.
come potete vedere ragazzi, ho messo praticamente tutte le truppe e cosa ho fatto? 27%, praticamente niente. E dopo sta maledetta veleno, come potete vedere qua, mi sono dimenticato di metterla, dovevo metterla su sti piccoli massini qua. Praticamente ho sottovalutato questo villaggio e non dovevo farlo. Per fortuna, dato che avevo eroi abbastanza alti, sono riuscito comunque a entrare nel centro del villaggio. Come potete vedere ragazzi, il re barbaro sta già schippando. Cos'è questo qua? Non esiste nel vocabolario italiano. La regina 40, l'ho detto anche in altri video, è la regina 40. Come potete vedere mi ha permesso di prendere il town hall. Purtroppo sono arrivato al 45%, ho detto porca puttana, non prendo nessuna stella. Ma ragazzi, l'ho fatto veramente imbestialire. Come potete vedere ho ancora 2 sgherri e un arciere e li ho messi nei lati dove praticamente c'erano dei punti morti. Uno qua, uno sghero qua, che sono 48%, e l'ultimo l'ho messo qua, però cazzo c'erano sti maledetti volanò. Comunque sono riuscito a fare lo stesso il 50%. Perciò ragazzi, cercate di non sottovalutare mai il vostro avversario, anche se ha le difese nettamente più basse delle vostre. E per questo video era tutto. Come al solito spero che vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like o un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.